E allora eccoci ritornati in diretta, TV7 Match, sono le 22 passate da 6-7 minuti. Gottardo, prima di parlare anche dell'autonomia del Veneto, perché appunto dal palco di Pontida si è parlato, ci sono state delle novità anche per quanto riguarda l'autonomia, parliamo invece di quella che è stata un'altra delle polemiche che sono emerse in questa settimana, quella che è stata con l'intervento di Boeri, Presidente dell'Inps, sulla necessità dei migranti. Salvini ha detto fa politica. Questa è una strategia fondamentale che investe il governo, perché mentre Salvini, e io su questo lo seguo, dice dobbiamo attuare una politica di respingimenti, perché altrimenti di qua non ce la caviamo più, non è pensabile che ci sia solo un biglietto di andata e non anche quello di ritorno con gli immigrati, dobbiamo mettere in piedi anche i respingimenti, il problema complesso e costoso, però bisogna farlo. Certo, con gli accordi con i paesi meno africani. dell'accoglienza, spostiamo dei soldi dall'accoglienza ai respingimenti e così via, però bisogna vedere a fare queste cose, perché il primo passo che fa lo fa con la Libia, pensando di fare quello che ha fatto la Merkel con la Turchia, ma sbagliando, non capendo che la Libia non è la Turchia, lì è un caos. Lui non è la Merkel. La Libia, la prima cosa che gli ha detto, secondo me spinta un po' anche dai francesi, dice no, noi qui i campi non ne facciamo. E allora lui dice, Servino, lo faremo al sud della Turchia, cioè nel Chad, non so nel dove, Niger, Chad, nel Niger, Sahel, certo. Al sud della Libia, ma non dentro i confini. Ma non della Libia. in Sud della Libia, Libia vuol dire, poi. guarda, Sud Sudan, Chad, Niger, cioè, i brividi lì proprio mandiamo i comboniani, ecco, tu che sei il senatore di Verona, i comboniani possono andare lì, ma è difficile che questa sia una politica vera. E mi tira fuori Boeri che dice no, guardate che questi sono necessari, ci pagano le pensioni. Salvini cerca di dire ma sto Boeri lo cambiamo, che faccia il suo mestiere, non la politica. Di Maio dice subito no, questo deve stare fino alla fine non dirà altri 2 anni. Quanti danni? Allora, reggerà un governo e i 2 vicepresidenti a questi contrasti, a queste tensioni? Perché sono tensioni nella sostanza, non sono mica di forma queste qui. Certo. Giuliani, vuole rispondere a Gottardo? Innanzitutto su quella che su questa necessità dei migranti per le pensioni, di portare avanti una linea di contrattazione con gli stati africani è quella che è la linea impostata nella campagna elettorale e che comunque già da tanto tempo è stata sostenuta dalla Lega, perché io per Verona come responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione insieme al Marcato Veneto piuttosto che Tony Wobi, referente federale, abbiamo sempre portato avanti la linea dell'aiutiamoli a casa loro. Cioè ovvio un investimento, lo ha ribadito anche un Salvini, investimento ci deve essere sul respingimento, ma non è che vogliamo fermarci lì. L'investimento deve essere fatto là. E sulle parole di Boeri invece sulla necessità di avere gli immigrati perché ci pagano le pensioni? Assolutamente non sono d'accordo. Poi è stata stesa è stato steso un documento che è il contratto di governo, che comunque fra i tanti punti, prima si parlava solo di immigrazione, non è solo immigrazione, nel contratto di governo si parla di scuola, ambiente e comunque si parla di immigrazione anche con la volontà di risolvere certi problemi. Dall'altra parte parliamo di esseri umani, quindi lungi da me la xenofobia, ma gli africani stessi, i miei amici africani che abitano là, chiedono l'aiuto là, perché dice l'aiuto che state dando voi in realtà non esiste, anzi state impoverendo i nostri stati, perché le persone che potrebbero risollevare le sorti del paese vengono da voi. Quelli che muoiono di fame, i poveri, là ci sono ancora. Ecco, Bui, invece, non so com'è il discorso degli immigrati che pagano le pensioni è
un discorso che si fa da tempo, però ovviamente si parla di immigrati regolari, integrati e che lavorano in questo caso. Guardi, io ho un'idea chiara da sindaco, penso a tutti i sindaci: chi è regolare rimane, gli altri devono andare a casa. Ma è vero, nel contratto di governo c'è tutto il programma generale di bilancio. Per tenere lì gli immigrati non cito il governo Renzi, il governo che io ho appoggiato, cito il governo Berlusconi. Aveva fatto investimenti massicci di denaro in Libia per investimenti sulle strade, su infrastrutture, e lì con questo aveva tenuto un assetto di mantenimento in loco delle genti che arrivavano da quella parte. Oggi bisogna dire aiutiamoli a casa loro con cosa diamo perché rimangano a casa loro, e questo deve trovare sostanza e un'azione concreta di governo, e la sostanza sono i soldi. Ecco, altrimenti arriviamo a dire, ad annunciare lo slogan ma poi non concretizzare questo, e arriveranno sempre. Bloccheremo la nave famosa, quella non mi ricordo il nome, Aquarius, e poi ne arriveranno altre 5 dall'altra parte, perché siamo la spiaggia subito di fronte a loro. Certo, siamo ecco, ingresso... quindi oggi quello che mi aspetterei da un governo, ma in maniera veloce, non è gli annunci, è dire: guardate, per i prossimi 5 anni del nostro governo investiremo questa cifra in quel posto, in quella località. Sì, ma ho visto diversamente che i fondi negli ultimi tempi, anche i fondi regionali rispetto alla cooperazione estera, sono stati annullati. Certo, allora adesso apriamo invece in quest'ultimo scampolo di questa prima parte di TV7 Match una parentesi dedicata all'autonomia, alla maggiore autonomia del Veneto. Sentiamo l'intervento dal palco a Pontida del Presidente del Veneto Luca Zaia e di Calderoli. Sentiamo. La Lega mi ha fatto un bel regalo, perché nella Costituzione c'è scritto che l'autonomia si raggiunge con la firma dell'intesa tra il governo e la regione. Per la regione firmo io, e poi ho detto: ma per il governo firma Erika Stefani, una veneta ad hoc, ministro per gli affari regionali, ma io la chiamo già il ministro per l'autonomia. Non abbiamo scuse, prima qualche giornalista diceva: ma cosa direbbe a questo popolo? Intanto direi grazie con molta umiltà a tutti voi per essere qui e per darci forza per quello che dobbiamo fare, che non è una partita facile. Ma dico anche che non abbiamo scuse, ora o mai più. L'autonomia ora o mai più. Ho avuto l'onore di scrivere la riforma costituzionale, il federalismo fiscale. Questa volta non faccio parte del governo e sono onorato di fare il cane pastore del gregge al Senato, dove i numeri non sono così clamorosi. Questa volta le cose non si dicono, si fanno, e c'è bisogno di avere il Senato dalla parte nostra, e lo è. Ma sono anche bergamasco. Ecco, è stato un problema. Ecco, Calderoli annuncia nelle parole successive appunto che ha già depositato un progetto di legge per l'autonomia, specifico per il Veneto, nella quale appunto dice che i fondi per le 23 competenze arriveranno dall'IVA tramite dei decreti ministeriali.
ministeriali che di volta in volta appunto, verranno decisi dal governo. Allora inizierei da Settimo Gottardo su questo punto. La partita dell'autonomia, abbiamo sentito Zaia, ora o mai più, la facciamo oppure... Ha perfettamente ragione Zaia, perché o la fanno adesso, ma adesso vuol dire adesso proprio all'inizio del governo, prima di andarsi impelagare sulle vertenze del reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. O la fanno subito, perché anche qui l'autonomia interessa le regioni del nord, qualche cosetta al centro, ma più per principio, gli altri, il resto... Sì, beh, ricordiamo che per il momento in corsa c'è la Lombardia e l'Emilia Romagna. E i 2/3 da sotto l'Emilia Romagna, nessuno è interessato, avevano più Stato e più soldi dello Stato. Quindi o la battiamo adesso questa questione e la portiamo a casa subito adesso, se no dopo si sfalda, si sdrucciola. Certo che l'autonomia comporta una diversa riorganizzazione, un diverso uso delle risorse, l'autonomia è così. Ecco, ma il percorso per ottenerla, diciamo, al di là della trattativa... quello che hanno avviato è corretto, è un percorso buono, lo devono chiudere. Io vedo la difficoltà a chiuderle, lo devono chiudere. Ma lo devono chiudere ora e lo devono chiudere prima del bilancio, perché nel bilancio nuovo dello Stato, nella legge finanziaria, deve essere contenute le variazioni per alimentare. Ora, se non lo fanno adesso, in questi mesi qui, e viene approvato quel bilancio a dicembre, allora vale la profezia di Isaia, ora, ma la seconda parte, mai più, o mai più. Cioè, qui bisogna abbattere sul serio, perché se pensiamo che l'alleato migliore nell'autonomia della Lega siano i grillini, si sbagliano di grosso. Si sbagliano di grosso, guarda, maggioranza mi sbagliato di grosso. Questa è una battaglia che va al di là della maggioranza di governo. Ecco. E quindi trovate gli agganci parlamentari giusti, le forze che sono interessate davvero, le vere forze autonomiste. E messo subito sul bilancio questa cosa qui, a partire dall'approvazione del bilancio di dicembre. Quindi io importante... ora come ora sono ancora ottimista, perché se non riuscissimo a fare questo, prima roba da fare allora è ritornare alla secessione, perché l'altra parola che non si è più sentita nella Lega era tutta questa storia delle autonomie, certo. Adesso che era successiva all'indipendenza. Bene, adesso se non viene fuori adesso, ragazzi, vengono fuori altre leghe, certo. Perché l'esigenza dell'autonomismo è un'esigenza forte e reale. Certo, lei è ottimista, è favorevole a questa... Io sono favorevole, ho votato sì al referendum, ho fatto anche campagna elettorale per il referendum, per il voto del sì, anche nelle incertezze del mio partito. Beh, diciamo che il Partito Democratico comunque in Veneto era abbastanza era favorevole sostanzialmente a questo, c'era qualche incertezza. Io il dubbio che nutro è che ci sia una maggioranza molto divisa. Ci sono gli interessi del Sud rappresentanti soprattutto dai grillini, dove hanno raggiunto il maggior consenso dei voti, e il Nord. E quindi quando Settimo dice abbiamo questa esigenza al Nord, io penso che l'esigenza dell'autonomia sia l'autonomia delle regioni. Le regioni hanno bisogno di maggiore autonomia. E qual è l'autonomia che intendo io? È l'autonomia delle responsabilità. Esercitare la responsabilità in maniera seria. Ti do la responsabilità, ti do le risorse per poterla esercitare, se sbagli, via. Ma via senza se e senza ma. Così si esercita l'autonomia, si esercita. Oggi con questo sistema che abbiamo, dove anche se le cose non vanno bene è sempre colpa di un altro, spesso perché non hai i mezzi, perché hai 1000 alibi per dire che è colpa di un altro, l'autonomia poi vacilla rispetto al suo compimento, che per noi veneti è una necessità immediata,
e concordo anch'io quando si dice nella finanziaria devono esserci i soldi. Deve essere già previsto. Deve essere già previsto. Abbiamo un telespettatore che vuole intervenire. Lo ascoltiamo un attimo. Buonasera, il suo nome gentilmente, da dove chiama? Romano di Meduna di Livenza, Treviso. Prego, signor Romano. Come? Prego, signor Romano, prego. Oh, vi sto sentendo, sto vedendo la politica, finalmente che è arrivato qualcosa di buono. Noi abbiamo avuto anni di delinquenza politica, di negatività totale. Io nel 66 ero pronto per le provinciali, per fare il presidente. Signori miei, a 27 anni, e poi vi ho mandati tutti a quel paese, perché il Partito Liberale ha fatto la legge, quella baby, la pensione baby. Questi politici da 3 anni adesso in giù devono essere mandati a casa tutti, senza neanche la pensione, tolti i diritti, perché fanno veramente male alla società. È vergognoso. Il PD, avete visto cosa è successo là giù in Puglia adesso? Sì. In galera anche il presidente del PD, tutti corrotti, il 50%, bisogna denunciarli immediatamente, condannarli direttamente in galera. Allora Quindi, vedete che l'Italia si combina. Abbiamo Salvini e speriamo che ce n'è qualcun altro, perché ci sono e faranno vedere cosa sanno fare. Sono giovani, non sono pensionati decrepiti e parlano di politica. Io la saluto, grazie. mi piace. Grazie signor Romano, grazie. Beh, insomma, il signor Romano è piuttosto drastico, dice tutti i politici, i più vecchi, diciamo, mandiamoli a casa. Giudiziario, adesso oggi c'è il caso Pittella della Basilicata, ma potremmo citare il caso Stadio di Roma con tutto l'arco costituzionale dentro, potremmo citare 1000 altri casi che hanno coinvolto tutto l'arco costituzionale. Quindi fermarci oggi al caso Pittella mi sembra che ormai il PD, se non cambia, e io spero cambi, è marginale. Oggi dobbiamo concentrarci su cosa sta facendo e cosa dovrà fare nei prossimi 20-30 giorni questo governo, quali indicazioni dà, indicazioni che poi dovranno trovare subito rispondenza nei provvedimenti. Giuliani, vuoi rispondere al signor Romano? Ma innanzitutto volevo riprendere, visto che sono stato trascurato su questo tema, il discorso dell'autonomia. Certo. Ecco, ovvio che per la grande visibilità che ha in questo momento la Lega, con il nostro leader a livello nazionale che è Salvini, sembra quasi che il tema sia esclusivamente del partito di cui faccio parte, però sta anche a noi veneti a 360 gradi dei vari partiti politici promuovere con i nostri colleghi parlamentari di tutti i partiti. Zaia ha ben fatto quando all'indomani delle elezioni politiche ha incontrato tutti i parlamentari veneti senza esclusione, dal PD al 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, perché il tema dell'autonomia è un tema che è promosso anche dalla Lega, ma su questo in questo momento consiglierei agli altri partiti di farsi anche loro paladini, cioè non solo che ci sia la voce di Salvini o di Zaia, ma di tutti i nostri esponenti politici. E poi comunque non è vero che nella questione del Nord, quella dell'autonomia, anche se in prevalenza, perché comunque già qualcosa si sta muovendo, c'è una richiesta di autonomia anche in altre regioni italiane. Zaia, che comunque è colui che ha spinto la realtà veneta a portare avanti l'azione referendaria, sta collaborando con il ministro Stefani, Erika Stefani, che è al Senato, è stata eletta insieme a me, Vicentina, che è una figura che molto delicatamente sta ascoltando quelle che sono le realtà regionali per portare avanti una linea che possa essere condivisa da tutti e che vada nel senso della Costituzione, non per destituire uno Stato, ma per comunque valorizzarlo con le proprie autonomie. Certo, e organizzarlo in maniera diversa, Ermanno. Una cosa, vorrei essere pessimista e ne dare senso del pessimismo, ma non è quello che fai, è come lo fai. Faccio un esempio così ci capiamo un po' meglio.
l'unità d'Italia. Fu fatta l'unità d'Italia. Ritengo ancora adesso, e sempre più mi convinco, fu fatta talmente male che ancora oggi ne paghiamo lo scotto. Perché non tutte le regioni ebbero la stessa dignità di essere parte integrante dell'Italia. Per esempio il Veneto, ma la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Quindi quando si parla di autonomia diamo un senso a questa autonomia, perché sennò rischiamo di complicare le cose. Perché se vediamo l'autonomia che in questo momento gestisce la Sicilia, è una massa critica di debiti che il resto dell'Italia concorre a pagare. E questo non diamo la colpa ai siciliani, diamo la colpa a un sistema che accetta come normale una cosa che è fuori dal normale, di qualsiasi paese se ne parli. Allora, autonomia, questo è il punto, e faccio salto in un altro argomento, è come il discorso dei vaccini, vaccini sì, vaccini no, però il cittadino non è stato sufficientemente informato e coinvolto personalmente in questo fenomeno. Lo stesso non vorrei che succedesse con l'autonomia. Io vorrei che oggi chi propone l'autonomia spieghi anche al pubblico cosa vuol dire, perché in questa parola c'è tutto, ma anche il contrario di tutto. Prego. Vediamo. Giuliano, ripartiamo da lei in quest'ultimo giro. È ovvio che il governatore Zaia ha parlato di un menù completo, quindi di tutti i punti che riguardano l'autonomia. Però lì starà comunque l'opera di mediazione del nostro ministro Erika Stefani, portare a casa compatibilmente con le realtà regionali, perché non tutte le regioni chiedono gli stessi punti dell'autonomia, con dei contenuti. Ha ragione, cioè l'autonomia non è semplicemente una parola, ma va supportata dai contenuti. Nel contratto di governo, per dire, si parla di questa parola strausata che è quella dei costi standard. È vero, si è parlato della realtà siciliana, dove comunque una realtà autonoma che però non ha dato buoni frutti. Certo. Recentemente il ministro Tria, che ha incontrato le commissioni bicamerali, quindi di Camera e Senato, non parlando dell'autonomia, ha ragione, ha detto non è che noi siamo qui per tagliare a destra a manca, ma semplicemente verificare dei soldi che si spendono, le entrate, le uscite, con oculatezza per tagliare i rami secchi. Sì, ma non solo spenderli bene, ma ci sono delle priorità prima di altre, e quindi la scelta. Settimo, cosa dici? No, stavo pensando a quello che avevo visto qui nello schermo, forse era una telefonata o un messaggino, quando dicevamo autonomia cosa vuol dire? Ci avremo più lavoro? Ecco, questo si poneva l'interlocutore il problema. Quindi sì, come dici tu professore, bisogna anche spiegare cosa si intende, qual è la ricaduta nella vita quotidiana di questa autonomia. Vuol dire meno burocrazia? Oppure la sostituzione della burocrazia, quella romana, con quella regionale? No, certo. Dobbiamo declinarla, perché se noi, io sto seguendo anche delle norme, così sono sempre appassionato sull'urbanistica che la regione sta facendo adesso, e si dice basta consumo di suolo, però io ho un pacchetto di alcune centinaia di migliaia di metri quadrati che posso concedere io ad libitum. Cioè, in pratica, basta la speculazione, però un po' me la tengo, che me la posso regalare. Posso farlo. No, a me che è autonomia questa qui, Questa qui è una nuova forma. Le tasse, sempre si chiedeva al cittadino, il lavoro e le tasse. Quindi lui, sì, di slogan non si vive. Prima parlavamo delle dolci fredde degli slogan. Di slogan non si vive, perché o c'è una classe dirigente che l'autonomia la gestisce e la interpreta ad avere come interessi popolari, quindi meno burocrazia,
meno costi, perché meno burocrazia vuol dire meno costi. Oggi per fare una domanda qualsiasi devi pagare prima un geometra e molte volte il progetto ti costa tanto quanto le pietre che devi fare poi per farti il garage di casa tua, tanto per essere chiari. Quindi, magari anche servizi migliori. Sì, quindi no? Bene, io sono profondamente e visceralmente autonomista. So che è una cosa che riguarda il nord, so che o Zaia se la porta a casa subito e la Lega la fa portare a casa subito, dobbiamo mettere subito nella legge finanziaria che viene approvata quest'anno, per l'anno prossimo, però devono stare vigili i cittadini e devono vigilare, perché non è pensabile che a un centralismo della burocrazia romana si sostituisca il centralismo della burocrazia regionale. Certo, Fabio Bui, conclude lei. Oggi dire autonomia è annunciare il menù, però se il menù è solo annunciato è un menù bello, si può anche scegliere il ristorante, però poi quando arrivano gli ingredienti uno sa se il prodotto è buono o non è buono. Noi adesso dobbiamo aspettare gli ingredienti su questo e dobbiamo spiegare che effetti fanno questi ingredienti che si vogliono mettere all'autonomia per il nostro territorio, per le nostre municipalità. Per esempio, lo dico da sindaco, come vogliamo ristrutturare l'architettura dei comuni? Io faccio parte sono vicepresidente di una provincia di 104 comuni. Ci sono ancora comuni molto piccoli, anche come il tuo. Ha ancora senso oggi mantenere comunità piccole di 800-900 abitanti, 1000-1500 abitanti e non farle piuttosto lavorare in rete tramite delle unioni, tramite certo. Noi abbiamo un esempio di federazione e dei comuni e cominciare a fare sistema dei servizi per arrivare poi alle fusioni. Io non parlo subito di fusioni perché so che non troveremo subito un accordo, ma anche su questo dobbiamo ragionare a livello soprattutto regionale per rimanere competitivi, perché il sindaco di Loreggia è un sindaco che non può guardare il suo piccolo comune, o è inserito dentro un territorio e fa politiche territoriali assieme agli altri e politiche di servizi territoriali, altrimenti sei un sindaco che poco può fare, gestisce l'emergenza, gestisce la buca ma non fa programmazione. Certo, noi siamo qua apposta per tenere monitorata, come si usa dire, la situazione, continueremo a seguire come dire, lo sviluppo di quella che è la trattativa con il governo per quanto riguarda l'autonomia, terremo aggiornati i nostri telespettatori. Sarà oggetto della prossima trasmissione. Vogliamo parlare di autonomia perché il tempo passa e non si può attendere. E quindi bisogna abbiamo una generazione che sta aspettando un Veneto un po' diverso, che abbia una capacità decisionale assolutamente autonoma, nel senso positivo, non contro lo Stato, ma con lo Stato, migliorando quello che è il servizio dei cittadini. Bene. Ci fermiamo qua per quanto riguarda questa nostra prima parte. Grazie a Settimo Gottardo di essere stato con noi, grazie al senatore Cristiano Zuliani e grazie al vicepresidente della provincia di Padova Fabio Bui per essere stato qua. Andiamo in pubblicità ma torniamo subito con la nostra rubrica Memento. A tra poco.